Questa vicenda è finalmente arrivata, diciamo, crediamo a un punto chiave, però è un finalmente che noi pronunciamo con amarezza, sinceramente, perché fin dall'inizio di questa vicenda, e stiamo parlando del 2014, abbiamo sempre ribadito che noi siamo assolutamente favorevoli a che si realizzino e funzionino impianti di compostaggio in Sicilia, proprio perché gli impianti di compostaggio sono assolutamente necessari per il ciclo integrato dei rifiuti. Occorre però che ci siano delle regole chiare, diversamente se la gente legge appunto notizie come quelle che riguardano il sequestro preventivo dell'impianto di compostaggio di Ioppolo Giancaxio, è facile che si generi la cosiddetta sindrome NIMBY, cioè il fatto che ognuno dica ok realizzateli ma non fateli vicino casa mia, e quindi a questo punto non si dovrebbero fare in nessun posto, mentre invece la Sicilia ne ha un gran bisogno. Allora che cos'è che noi chiediamo appunto alla regione siciliana, al governo della regione siciliana, dopo questa vicenda, dopo gli esiti di questa vicenda che probabilmente avrà altri sviluppi giudiziari? Quello che chiediamo è di fissare appunto delle regole certe, soprattutto di controllare, e bisogna controllare il processo di lavorazione, soprattutto per quanto riguarda i tempi di maturazione del compost, dove questo compost viene poi ad essere depositato, quindi i terreni in cui va a finire questo compost, e a valle bisogna fare i controlli anche sulle produzioni agricole che poi vengono appunto ad essere praticate su questi terreni. Solo così si può dare certezza alle popolazioni e solo così si può dare avvio a quel processo di implementazione degli impianti per il ciclo integrato dei rifiuti di cui tanto necessita la Sicilia per uscire dall'emergenza.